Truffava ignari acquirenti con false vendite sui siti web. Adesso la presunta banda è stata scoperta dai carabinieri di Licata nel corso dell'operazione Pacchi.it. Una persona è finita agli arresti domiciliari, per 3 sono scattati gli obblighi di dimora e per altri 3 invece gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. In manetta ai domiciliari è finito Cristoforo Famà, licatese 34 anni, accusato come le altre persone coinvolte delle ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe aggravate commesse sui siti web di acquisti online. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la banda avrebbe pubblicato su un sito di acquisti online foto di automobili e motori non di loro proprietà, mettendole in vendita a prezzi scontati. Successivamente si sarebbero fatti versare il denaro da ignari acquirenti su alcune postpay, poi distrutte dopo aver prelevato. Le vittime, le denunce sono circa una quarantina e appunto è stato possibile, oltre che scoprire questo tipo di truffe, questo reato predatorio che dà molto fastidio alla persona offesa, anche appunto l'esistenza di un vero e proprio sodalizio criminale con dei ruoli ben distinti, dove tutti gli indagati avevano un proprio ruolo appunto nel compimento di questi reati. L'indagine che è stata portata oggi a termine dai carabinieri della compagnia di Licata e della stazione carabinieri di Licata è nata nel 2016 da una serie di denunce che sono state effettuate presso il comando stazione carabinieri di Licata e da attività infoinvestigativa svolta dai carabinieri della stazione. Attraverso queste indagini, che sono state effettuate con perquisizioni, sequestri e attività tecniche, è stato possibile arrivare appunto a scoprire questo sodalizio criminale che era dedito appunto alla commissione di truffe aggravate su delle piattaforme online di compravendita di beni. I carabinieri hanno scoperto anche una truffa non portata a termine nei confronti di un terremotato di Amatrice, a cui la banda avrebbe cercato di vendere una roulotte a 1.500 euro. L'indagine è coordinata dal PM Alessandro Macaluso, oggi trasferito in altra sede, mentre le misure cautelari sono state chieste dal sostituto procuratore Federico Panichi e firmate dal GIP Alfonso Malato.